La tua sensazione a pelle, questa città cosa sta diventando? Cosa sta diventando? Ma evolve, ritengo che stia evolvendo. Io noto comunque, io lavoro in mezzo agli immigrati, ho molti amici immigrati e onestamente comunque partecipo di un accrescimento, vedo accrescere la mia esperienza personale, accrescere le mie esperienze personali, vivo tra l'altro nel quartiere diciamo immigrato, così si definisce, di Udine e ci vivo bene, indipendentemente qual è da il quartiere? È Borgo Stazione. Borgo Stazione. Il contestatissimo Borgo Stazione. Noto come la Casba di Ho Udine. comprato casa, convinta dopo esserci trascorsi. In che area, se possiamo sapere? In via Ippolito Nievo, poi proprio siamo in pieno certo, Borgo Stazione, certo. non paga di viverci in affitto, ho deciso di comprare casa proprio perché comunque mi piace, mi soddisfa lo scambio, in fondo mi è sempre piaciuto, credo che poi alla fine sia importante, arricchisca, comunque personalmente mi rende più felice, per cui credo che arricchirà. Uno dei problemi di Udine, io l'ho sempre pensato da udinese che comunque ha tentato di spostarsi, era una certa chiusura anche culturale. Questa secondo me è una buona occasione per superare un po' la timidezza friulana, volenti o nolenti. Andiamo avanti. La soluzione secondo me auspicabile di questo incontro è la disponibilità di mettersi in relazione all'altro prima di tutto come persona, attraverso un rapporto con l'altro come soggetto, come uomo, come donna, come bambino, come vicino di casa, come signora del bar. Allora si può anche incontrare la cultura. Io temo un po' in queste strategie diciamo di integrazione che passano attraverso slogan, mentre vedo che i risultati migliori, seppur bisogna attendere i tempi psicologici di ognuno, è attraverso la relazione personale che veicola anche le diverse identità, le diverse culture, e ci deve essere questa disponibilità per tifare insieme quello che ci piace di più. Allora, l'ultima battuta, Betty, sì. Forza Ghana o Forza Italia sarà il grido dei giovani ghanesi nel 2020? Allora, diciamo non i giovani ghanesi, ma i nuovi cittadini, che un esempio da miei figli mi hanno detto nel partito passato dell'Italia e Ghana, abbiamo messo fuori tutte e due bandiere e mi hanno detto: se vince Ghana o vince Italia pagherai gelato comunque. Allora continueremo su questo fronte. Arrivederci con i prossimi appuntamenti di A Tor Palmont, la manifestazione che quest'anno è dedicata alla donna nei movimenti migratori contemporanei, e grazie a Onde Furlane per averne ospitato una sezione così importante. Vabbè, capito che se andavo avanti, non andavo avanti.